È il terzo confronto stagionale tra Giarre e Mascalucia Sampio X, prima sfida che mette in palio i 3 punti. A settembre prevalse la squadra di Giuseppe Anastasi con un 2-1, stampato in fotocopia al Calana di Calatabbiano e al Bono Aiuto Somma di Mascalucia. Al regionale di Giarre arriva in grande forma la compagine etnea guidata da Gaspare Cacciola, che ha inanellato nelle ultime 5 partite ben 3 vittorie e 2 pareggi, mentre il Giarre, reduce dalla doppia sfida contro il Paternò, prima in campionato poi in Coppa Italia, vuole rimanere a ridosso delle prime. Cacciola e Anastasi si confrontano a specchio, entrambi adottano il 3-5-2. Partiamo dagli ospiti. Davanti a Romano, Scalia, Librizzi e D'Arrigo compongono il terzetto difensivo. Algiati e Bono accorsi sulle corsie laterali, mediana occupata da Gallo, Ranno e Lupica. Tandem offensivo composto da Belluso e Randis. 3 padroni di casa dal primo minuto, fiducia rinnovata al 2002 Barbagallo, Spampinato trovato e pettinato al centro della difesa, Curcuruto e Aidala sulle corsie laterali, Marrone e Arena in mezzo insieme alla novità Urso, in attacco porto della Boa Simone Abate. Direttore della contesa, il signor Orlandi di Siracusa, coadiuvato dagli assistenti messinesi Chille e Sebastianella. Prima conclusione degna di nota ad opera di Leotta, che al quarto minuto crea scompiglio nell'area di rigore ospite. Episodio in area di rigore del Giarre. Serpentina di Belluso che dopo una serie di dribbling ubriacanti nel contrasto con Marrone cade rovinosamente a terra, ma il direttore di gara, a 2 passi da Belluso, per nulla intenerito estrae il cartellino giallo al numero 10 per simulazione. Sampio X che si fa preferire, che sfiora al 12° i pali di Barbagallo con la botta radente di Algiati. Al 13° in un contrasto aereo braccio alto di Abate che viene ammonito da Orlandi, decisione un po' severa e che impedirà alla punta giallo-blu di essere a disposizione nel match di Santa Croce. 24° ospiti ancora pungenti, stavolta con le conclusioni di Lupica e di Ranno, che tuttavia non concretizzano la mole di gioco prodotta. Al 26° protesta anche il Giarre, pregevole sponda di Abate per l'inserimento di Leotta che nel contrasto con D'Arrigo cade, ma si prosegue. Al 32° fallo da Tergo di Librizzi su Abate, da cui ne consegue un calcio di punizione di Urso, che dai 25 metri va alto sopra la traversa difesa da Romano. Giarre che fatica, ma al 35° si rende pericoloso su palla inattiva. Angolo di Leotta, testa di Aidala, ma è D'Arrigo a sbrogliare la matassa. Al 38° padrone di casa arrembanti, lancio di Aidala per Leotta su cui rinviene D'Arrigo, fondamentale nella chiusura difensiva. Dagli sviluppi del calcio d'angolo battuto da Leotta, incornata di Spampinato e palo pieno che nega la gioia del gol al numero 3 del Giarre, molto pericoloso nelle situazioni di gioco inattivo. Parziale che scivola sul risultato di 0-0 anche se in pieno recupero un brivido scuote la retroguardia del Giarre, pallone che sfugge dalla disponibilità di Barbagallo, ne approfitta solo parzialmente Randis, ma è ancora più lucido e tempestivo, pettinato, con un intervento che salva di fatti la propria porta. La ripresa inizia come meglio non potrebbe per il Giarre che al 2° minuto ottiene la concessione del penalty. Abate e Urso duettano a meraviglia, il numero 11 si fionda in mezzo e alla peggio nel contrasto con D'Arrigo. Nessuna esitazione per Orlandi, proteste accese per la Sampio X che lamenta la disparità di trattamento. Il contrasto indubbiamente c'è, punita l'imperizia del difensore etneo che prende palla e non solo. Dopo 3 minuti arriva la trasformazione di Abate che calcia alla destra di Romano, che riesce a intuire la direzione della conclusione del suo ex compagno di squadra. Giarre in vantaggio e per Abate 9° centro in campionato, 11° stagionale. Avanti di un gol è il Giarre, più tonico. Al 9° minuto apertura di Abate a tutta destra per Leotta che rientra sul mancino, ma è decisivo l'intervento di Librizzi. Ospiti che tornano a rendersi minacciosi al 13° su palla inattiva. Gallo pesca Randis, ma il colpo di testa va sul fondo. Al 18° Sampio X nuovamente propositiva, stavolta con la conclusione di Lupica agguantata senza patemi da Barbagallo. Al 19° è il Giarre a rendersi pericoloso e dalla combinazione tra Leotta e Abate nasce la palla a gol che il numero 9 non concretizza in virtù del grande intervento di Romano. Dagli sviluppi del calcio d'angolo battuto da Urso, palla che spiove tra una selva di gambe laddove Mattia Leotta, all'altezza del 2° palo, è letale come un cobra. Anche in questa circostanza Romano intuisce, arriva anche a toccare ma non riesce a impedire il raddoppio del Giarre. Al giro di boa della seconda frazione di gioco, proteste seppur lievi della Sampio X con Randis che va al contrasto con Urso. Per Orlandi non ci sono gli estremi per il calcio di rigore. Alla mezz'ora di gioco la Sampio X dimezza lo svantaggio, macroscopica indecisione nella lettura difensiva tra Spampinato e Dale Curcuruto, misunderstanding che agevola il compito di Antonio Ranno che non può fallire davanti a Barbagallo. È il gol che alimenta le speranze di rimonta di una Sampio X, più che mai doma. Grinta e cuore, che però si affievoliscono nel finale anche in virtù della maggiore esperienza dei padroni di casa che riescono a contenere la garra bianco-blu. Al 40° la conclusione di Randis si spegne assai lontana dai pali di Barbagallo.
La palla dell'Ave Maria che arriva al 43esimo con il filtrante di Bonaccorsi per Librizzi, tutto solo davanti a Barbagallo. Posizione di fuorigioco ravvisata dall'assistente Chillè che annulla una potenziale palla a gol creata dagli ospiti. Non accade più nulla di rilevante sino al quinto minuto di recupero. Finisce 2-1 per il Jar che sale a quota 24 punti, a 4 lunghezze dalla capolista Ragusa. Sampio X ferma al palo ma in costante crescita. Per la band di Gaspare Cacciola, prossima sfida al Buono Aiuto Somma contro il Carlentini. Per il Jar sfida playoff al Kennedy di Santa Croce Camerina.